Allora, 15 luglio 2020, una nuova edizione di Impavi di Summer. Ancora una volta è un piacere ritrovarci, Alberto. Siamo qui a Cadiraio, una delle cantine più frizzanti qui del Veneto, che ci ha ospitato gentilmente. Un anno particolare, Alberto, un anno strano, un anno in cui i ribelli come te centrano la visione nuova. Dacci 2 o 3 spunti come uscirne da questo labirinto di 2020. Beh, allora c'è una grandissima complessità, è inutile negarlo, è un momento molto difficile, quindi c'è anche un rispetto proprio per la situazione che ha dalla sua, non una crisi economica solamente, ma ovviamente una crisi sanitaria, e la crisi sanitaria è un bene pubblico, è una situazione pubblica che ha la necessità di avere questa rigorosità nel rispetto di parlarne. Però evidentemente dal punto di vista economico e quindi dal punto di vista di cosa possono fare gli impavidi è riuscire a reggere il sistema e quindi a costruirsi anche una forma di reazione. Chiaro. Bisogna essere resilienti, che differenzia dalla resistenza, perché la resistenza è sempre un punto di rottura. La resilienza è una caratteristica che si adatta al cambiamento quando c'è una situazione come quella che stiamo vivendo. E allora l'abilità è riuscire a costruirsi una pianificazione a 2 tempi. Noi dobbiamo intervenire con qualcosa di straordinario dal punto di vista della gestione delle nostre imprese per i prossimi mesi o per il prossimo periodo, che non sappiamo quanto lungo sia, però speriamo che sia il più breve possibile, e invece avere una idea di ripartenza, cioè non dimenticarsi che eravamo saliti nel carro della 4ª rivoluzione industriale. Assolutamente. Avevamo concepito che c'era un grandissimo cambiamento in atto, c'è un grandissimo cambiamento in atto che partiva dall'economia digitale e la costruzione di questo modello di interazione 4.0, la 4ª rivoluzione industriale, è il dialogo tra macchine che scambiano dati, quindi è un'interazione diversa anche nel concetto di consumo, quindi non è solo l'utilizzo del dato dalla persona, ma ovviamente è l'internet delle cose. Quindi questa cosa non si è fermata, anzi ha avuto un'accelerazione brutale, perché la necessità di sviluppare la connettività ha costruito anche un modello di scambio dati più evolutivo. Allora nell'era di quello che ci raccontavamo, quando arriverà il 5G sta arrivando, è già qui, è già anche se frenato perché è chiaro, come in tutti i grandi cambiamenti si ha un po' di ritrosia e si ha anche la paura che questo possa comportare qualcosa in termini di salute, ma siccome non è stato dimostrato teniamo ancora valido che questa tecnologia sia possibile utilizzarla. Quindi questa accelerazione, che sembrava fermarsi in un periodo così difficile, in realtà in maniera forse più silente è andata avanti e forse addirittura è evoluta ancora di più. Nel frattempo c'è una questione diversa, un modello di interazione tra mercato e aziende, produzioni, che è completamente nuovo, che è più complicato, è più difficile perché ha una richiesta che è inferiore rispetto a quello a cui eravamo abituati, c'è un modello diverso di conquistarsi i mercati. Quindi questa resilienza, questa idea di riuscire a scavallare questo momento, che principi può avere? L'idea è che la tecnologia è il mezzo che ci aiuta a riuscire a raggiungere giustamente alcuni mercati, alcune idee, di scavallare questo periodo, ma allo stesso tempo bisogna evolversi anche sui modelli di costruzione di interazione con il mercato, cioè il modello di marketing deve vedere questa idea rivoluzionaria del 4.0, perché siamo costretti a fare questo, perché non abbiamo un contatto fisico, non abbiamo relazioni fisiche, da mesi non possiamo visitare i luoghi, essere nei luoghi, presentare i nostri prodotti in maniera diretta, e quindi evidentemente c'è qualcosa di nuovo. Quindi questa idea, che è difficile perché è quasi distonica, di riuscire ad avere una pianificazione per il breve e allo stesso tempo non lasciare quello che già forse stavamo facendo, quindi investire in questa grandissima transizione sulla idea del 4.0, della 4ª rivoluzione industriale, riuscire a capire che quello non è stato rallentato, è solo stato sospeso da un evento eccezionale di una dimensione incomprensibile per quanto si sta evolvendo. Allora questa 2 dimensioni, vivere su questi 2 livelli, su questa dimensione, è una cosa veramente da impavidi.
perché ha la necessità di avere una caratteristica molto forte di reazione, è un senso di responsabilità diverso, ancora diverso. Quindi alla tua risposta, alla tua provocazione rispondo brevemente facendo un riassunto di questa chiacchierata simpatica, e che evidentemente oggi emergeranno sicuramente chi ha più queste caratteristiche di riuscire a tenere forza la sfida. Allo stesso tempo non si può lasciare indietro nessuno, quindi andiamo a prenderci gli esempi migliori, fatelo, trovate degli esempi da raccontare, delle ricette da raccontare e diffondiamole il più possibile, siamo generosi in questo. Alcuni dicono che noi imprenditori italiani, da sempre abituati a cercare di muoverci attraverso la nostra creatività, saranno i più pronti a reagire in questo momento. È sempre contata la dimensione nel mercato globalizzato, tanto è vero che c'è sempre stata una discussione che, essendo le nostre aziende troppo piccole, hanno dei problemi di capitalizzazione, cioè sul mercato, eccetera. Oggi c'è una caratteristica che si sta non solo evolvendo, ma sta costruendo proprio la differenziazione tra le aziende che ce la fanno e le aziende che crescono e le aziende invece che regrediscono, che è l'agilità. La velocità di risposta è una caratteristica molto tipica dell'Italia, perché il nostro sistema è molto competitivo, ci sono delle zone che addirittura questo lo amplificano come il nord-est, e in questo tipo di logica abbiamo sempre vissuto in alcune difficoltà, perché non è un paese facile dove fare impresa in maniera facile, e queste caratteristiche hanno sviluppato questa peculiarità che è tipica della nostra imprenditoria. Quindi noi in un certo senso ci troviamo preparati di fronte a una questione che ci ha colto tutti impreparati, quindi c'è questa differenziazione, questo gioco di parole che fa comprendere quali siano le particolarità e anche le difficoltà. Spesso hai raccontato di questo triangolo industriale Veneto-Emilia-Lombardia, un triangolo da sempre vocato all'export. In questo momento sta mancando, come raccontavi un po' prima tu e come possiamo leggere dai dati. Come si fa? Dove si vende? Allora, come si vende e dove si vende è la macro questione, perché noi ci siamo sempre stati focalizzati sul prodotto, tanto è vero che abbiamo coniato Made in Italy per spiegare la nostra originalità, la capacità di riuscire a costruire un prodotto fatto bene, a regola d'arte. A dove andarlo e come andarlo a piazzare, dove andarlo a vendere, è un mega tema. Il mondo si sta evolvendo sia nel numero di persone demograficamente, quindi forse questa sensazione l'abbiamo meno perché è un paese che demograficamente è negativo, però in realtà i numeri sono in espansione e ci sono dei mercati che nel tempo hanno cominciato ad apprezzare quello che si può fare in Italia. Credo che in questa fase sia decisamente complicato riuscire ad accedere a qualcosa di nuovo, però allo stesso tempo, per questa caratteristica che ci raccontavamo, questa agilità, questa flessibilità, riuscire a cambiare in maniera molto veloce, probabilmente quello che avevamo siamo già riusciti a creare come contatto, alla fine potrà avere una premialità. Bisogna scavallare questo periodo, bisogna anche sapere che ci possono essere dei periodi, alcuni mesi con dei meno che fanno male, e bisogna saperli non solo sopportare, ma in un certo senso comprendere che è un momento dove non basta solo tirare la cinghia, ma bisogna riuscire ad ottimizzare tutti i processi all'interno, non lasciando indietro niente e nessuno, perché la grande risorsa delle nostre aziende sono sempre state le persone. Sempre le risorse umane. Un po' l'abbiamo toccato prima citando un macro tema che è l'innovazione, che in questo momento e da parecchi anni ormai ne parlano tutti, però bisogna andare nel concreto, bisogna poter dire all'imprenditore, raccontare al piccolo imprenditore come potersi muovere in questo momento così delicato. Ecco, uno step che tu consiglieresti non all'imprenditore ma al governo per facilitare l'imprenditore, quale sarebbe? Vorrei dire che è fin troppo semplice. La costruzione del modello di incentivazione deve essere automatico. Era riuscito bene con il piano 4.0 voluto da Calenda,
perché c'era un automatismo, tu investi e ti do anche un indirizzo specifico del tipo di investimento che andrai a fare, che è molto innovativa. Alla fine è una premialità perché c'è un credito d'imposta. Chiaro. Questa idea dell'automatismo e dell'incentivazione di indirizzo, cioè premiare l'innovazione, che parte dalla ricerca e sviluppo e dopo l'applicazione di processi innovativi, è esattamente la stessa identica cosa che deve coniare il governo. Non deve avere paura di copiare gli esempi migliori, perché questo è l'indirizzo, questo è quello che dovrebbe rafforzare. L'hanno chiamato 4.0 plus, va bene qualsiasi nome, perché quello che conta sono i contenuti. Bene, ringraziamo Alberto Baban e grazie a voi.